Ciao, ti do il benvenuto a questa quinta lezione di mattoscacco.com. Questa quinta lezione di scacchi parliamo della patta, ovvero del pareggio. Abbiamo visto nella lezione precedente cos'è lo scacco e cos'è lo scacco matto, quindi lo scopo del gioco. Oggi vediamo che oltre che alla vittoria o alla perdita da parte di uno dei due giocatori, esiste anche la possibilità di pareggiare. Quante possibilità di fare patta abbiamo? Ne abbiamo 6. Partiamo da quella più semplice, la patta per accordo. Vuol dire che due giocatori ad un certo punto della partita si mettono d'accordo a fare patta, quindi pareggiano per decisione loro. Uno allunga la mano, l'altro gliela stringe e la partita finisce lì. Questa patta è molto frequente nei giocatori di alto livello, soprattutto quando sono in tornei molto importanti e hanno bisogno di punti. La patta vale metà punto, mentre la vittoria vale un punto e quando si perde vale 0. Solitamente ora va molto di moda nei tornei di questi tempi di vietare la patta d'accordo al di sotto di un tot di mosse. Ad esempio, al di sotto di 15 mosse non si può pattare per accordo. Poi esiste la patta per insufficienza di materiale. L'insufficienza di materiale significa che non c'è materiale sufficiente per dare scacco matto. Per esempio, immaginiamoci che abbiamo solo questi pezzi, che il nero ha solo questi pezzi e il bianco ha solo questi. Come facciamo noi che siamo i bianchi a dare scacco matto al re nero se abbiamo solo un re e un alfiere che si muove solo sul bianco? Non possiamo, quindi in questo caso è patta per insufficienza di materiale. Quando si ha questa patta, quando si ha re e alfiere contro re, oppure re e cavallo contro re, oppure solamente re contro re. Questo è un classico caso di patta per insufficienza di materiale. Poi esiste la patta per stallo. Questo è un concetto che non tutti riescono a capire, cercherò di spiegartelo nella maniera più facile che mi riesce. Allora, abbiamo detto che lo scacco matto, prendiamo la regina, si ha quando il re non ha più vie di fuga e quindi è messo nell'angolino, non può catturare il pezzo che lo minaccia, non può scappare ed è sotto scacco. In questo caso si ha uno scacco matto. Viceversa, si ha lo stallo quando il re non è sotto scacco ma comunque non si può muovere. Per esempio, immaginiamoci che tocchi al bianco. Se gioca questa mossa qui dà scacco e il re può andarsene via da qualche parte. Se la donna gioca donna C3 in G3, ora toccherebbe al nero, ma vediamo il nero. Qui non può andare perché c'è la regina, qui non può andare perché c'è la regina e qui ancora non può andare perché c'è la regina, quindi tocca al nero ma non può andare da nessuna parte, ma allo stesso tempo non è sotto scacco perché la regina non sta dando scacco al re. Quando quindi l'avversario non può muoversi da nessun'altra parte col re ed è obbligato a muovere il re ma non può muoversi e non è sotto scacco, in questo caso si ha lo stallo. Questo è un classico esempio di stallo. Poi abbiamo un altro tipo di patta che è per scacco perpetuo. Facciamo qualche esempio concreto. Allora, creiamo una posizione. Allora, il re, la regina la mettiamo qui, il re qui, la regina la mettiamo qui, anzi no. Ok, allora c'è il nero che è assolutamente in vantaggio di materiale, infatti il bianco ha re e donna, mentre il nero ha re, donna, torre e alfiere. Quindi mettiamoci anche un pedone qui.
Quindi per il bianco sarebbe più che sufficiente la patta, gli starebbe bene pareggiare, perché siccome adesso è messo molto peggio, gli andrebbe bene anche una patta, mentre al nero dovrebbe andare bene una vittoria, data la maggioranza di forza che ha. Mettiamo caso che tocchi al bianco, il bianco può pattare per scacco perpetuo, vuol dire scacco continuo. Che cosa vuol dire? Che se il bianco gioca donna F8 scacco, il re si deve muovere, perché non può essere coperto, non si può catturare la regina ed è costretto a muoversi. Quindi andrà in H7 e ora il bianco può giocare donna F7, re H8 per forza, donna F8, scacco, e si continua ad andare avanti e indietro. In questo caso siamo uno scacco per perpetuo. Ovviamente sarebbe inutile per la donna catturare l'alfiere, poiché comunque il nero sarebbe in maggioranza, quindi gli conviene fare una bella patta per perpetuo. Poi esiste la patta per il 50 mosse. Che cosa vuol dire? Che se non avvengono cambi di qualsiasi tipo per 50 mosse, la partita è dichiarata patta. Immaginiamoci una situazione in cui ci sono tanti pezzi in gioco, ma che nessuno dei giocatori effettua cambi, quindi si continua a rimanere in una posizione molto passiva, ma questo non porta a niente. Quindi se dopo 50 mosse di ogni giocatore, quindi in totale 100 semimosse, non si effettuano cambi, la partita finisce patta. Poi esiste la patta per ripetizione di posizione, che non è da confondere con lo scacco perpetuo. La ripetizione di posizione si ha quando per almeno 3 volte nel corso della partita, e queste 3 volte non devono essere per forza consecutive, si verifica la stessa posizione, purché sia sempre lo stesso giocatore ad avere il tratto. Quindi se nel corso della partita succede che si ha sempre la stessa posizione, per esempio questa qui, tocca ancora al bianco, la regina va qui, questo qui che è ovviamente un esempio, perché la regina può andare benissimamente da altre parti, può cercare anche di dare scacco matto, ma questo qui è proprio un esempio. Scacco, la regina va qui, il cavallo torna qui e la regina torna qui. Che cosa fa? Se tocca sempre al bianco e gioca ancora questo, si ha lo scacco per ripetizione di posizione. Ovviamente abbiamo detto che queste 3 volte non devono essere consecutive, quindi magari succede che la donna va qui, il re va qui, la donna va qui, tocca ancora al bianco. Non sono state consecutive, ma comunque si sta ripresentando la stessa posizione. Quindi se si presenta per 3 volte all'interno di una partita, si ha la patta per ripetizione di posizione.